A Isernia il tempo sembra fermarsi, almeno per un giorno le campane risuonano nel cuore della città e tra le strade del centro storico torna a rinnovarsi uno dei riti più sentiti dalla comunità pentra, la festa dedicata a Celestino V, il santo patrono che da secoli accompagna la storia e l'identità del territorio. Un appuntamento che attraversa le generazioni senza perdere forza né significato. Cambiano i volti delle istituzioni, si alternano amministratori, sacerdoti e fedeli, ma restano immutati i gesti della tradizione. La processione della statua del Papa del Gran Rifiuto ieri ha attraversato ancora una volta le vie cittadine, tra raccoglimento, devozione e partecipazione popolare, accompagnando una lunga mattinata di celebrazioni religiose, culminate la sera nella messa solenne, officiata nella cattedrale dal vescovo Camillo Cibotti.